Riprendiamo la linea per raccontare un'altra bella storia di famiglia, ma sempre una storia vitivinicola. In questo caso abbiamo cambiato un attimo versante, anche se siamo sempre sulle colline di Imola, però ci siamo spostati al confine con il comune di Dossa, insomma un po' più vicino a quello che è il confine tra Emilia e Romagna. E la fattoria Monticino Rosso, qui con me Luciano Zeoli, che insieme al fratello Gianni ha preso in mano l'azienda che nasce con il papà Antonio Zeoli. Questa, dicevo, appunto è una bella storia di famiglia che tra l'altro ci racconta anche una bella rivoluzione ideata all'interno del mondo vigneto, perché in effetti avete preso una decisione, una bella scelta di vita, sia allargandovi dal podere Olmo al podere Monticino Rosso e investendo veramente sull'Albana e in particolare su una particolare tecnica in vigna. E sì, questo è un progetto che è nato negli anni 2000 proprio in questo vigneto. Il progetto io lo chiamo progetto Albana, diciamo, dove quando negli anni 2000 di Albana non se ne voleva sentire parlare, no? Noi la nostra idea è stata di in questo vigneto di andare a ottenere vini completamente diversi, andando a fare la selezione dei grappoli e posticipando la vendemmia, diciamo. Quindi ai tempi la prima vendemmia era per fare la nostra Albana classica, l'Albana A, questa della maglietta, e poi invece il codronchio, la vendemmia tardiva secca con la botrytis e i grappoli attaccati totalmente dalla botrytis per fare il passito. Poi negli anni, diciamo circa nel 2013, la prima vendemmia è stata per il metodo classico e quindi sempre nello stesso vigneto, capito? E così stiamo facendo ancora adesso, diciamo, un progetto che dura 20 anni. Ecco, anche perché è un'Albana multiforme, possiamo dire. Tra l'altro notavamo prima proprio come sono belli spargoli e grappoli, e poi questa doppia punta che è proprio tipica dell'Albana. Dell'Albana, esatto, la doppia punta è tipica dell'Albana. Ecco, e naturalmente siamo ancora lontani dai tempi di vendemmia, quando si presuppone, perché noi stiamo facendo anche una piccola indagine sulla salute della vigna, perché prima le acque torrenziali, poi adesso il caldo torrido. È vero che la vita è resiliente, come si suol dire, però è anche vero che porina un po' fa fatica. Ma diciamo che adesso la vigna, come potete vedere, è bella, è vigorosa, per adesso non dà segni di stress, perché di acqua ne è venuta, caldo c'è, però fino all'altra settimana la notte era fresco, quindi c'era l'escursione termica, non tira il vento caldo, per dire, io mi ricordo nel 2003, è andata caldissima e tirava un vento micidiale che sembrava di essere sotto un fone, quindi adesso è caldo però è statico, non cuoce, diciamo, a mio avviso. Comunque la vigna è ancora molto bella. No, no, davvero, sono perfetti questi grappoli. Tra l'altro volevo anche sottolineare, perché quando siamo arrivati in fattoria, dove c'è appunto il punto vendita, la cantina, punto degustazione, eccetera, per arrivare in questo filare abbiamo anche attraversato un bellissimo bosco, perché in effetti qui c'è anche questa bella storia legata ad una famiglia nobiliare, e praticamente questa era la loro residenza. La famiglia è quella dei Codronchi ed è per quello che avete fatto questo gesto, esatto, il codronchio come gesto di riconoscenza per avervi donato, tra virgolette, insomma, questa bellissima realtà. No, difatti è così, proprio il nome Codronchio deriva dal nome latino della famiglia Codronchi, che erano i nobili di Imola, e qui era una delle loro residenze estive. Ecco, tra l'altro, sempre andando a così spulciare nella storia, Monticino Rosso era identificato già negli atti catastali redatti durante il dominio napoleonico con la denominazione di Monticino dei Meli Granati, e appunto per oltre un secolo fu proprietà della famiglia dei signori Codronchi Torelli. C'è ancora questo bellissimo bosco, piante secolari, poi naturalmente voi avete vigneto, una parte di frutteto che da poco, perché l'investimento è quello chiaramente
chiaramente che viene fatta in vigna, albana, ma non solo albana, perché poi sono cresciute anche i vitigni e sono cresciuti i mercati. Certo, albana per quanto riguarda la bacca bianca, albana e pignoletto e un po' di malvasia che ci facciamo un passito e un metodo classico e poi il sangiovese e il cabernet. Allora. Il cabernet in minoranza, diciamo, qui siamo a casa del sangiovese. Sì, mi sembra giusto, bisogna rispettare le appartenenze e le identità. Allora, adesso noi risaliamo, insomma, qualche gocciolina di sudore cade, però va tutto perfettamente, così ritorniamo proprio nell'area dove c'è l'accoglienza e andiamo a vedere un pochino le etichette e così finiamo la puntata con un brindisi, magari ci ristoriamo proprio con un bel vino fresco, magari quello spumantizzato, facciamo così, perfetto. Ed eccoci qua, allora abbiamo raggiunto una delle aree della cantina, naturalmente c'è la sala degustazione, c'è anche chi sta lavorando, insomma ci sono... Oppalala! C'è soprattutto questo bellissimo momento. Allora, cosa abbiamo aperto in questo momento? Un metodo classico di albana, 36 mesi sui lieviti ed è un padosè. Meraviglioso. E quindi si sta lavorando molto sull'albana in questo Sì, senso. noi ci crediamo moltissimo sull'albana. L'albana, quando mi chiedono cos'è l'albana, è il DNA della Romagna. Fantastica, è una bellissima Il definizione. DNA è patrimonio della Romagna. Esatto. Patrimonio Della nostra umanità, Esatto, facciamo esatto, così. esatto. Allora brindiamo con questo patrimonio della nostra umanità. Salute. Salute a noi, salute a voi che ci avete seguito, un saluto da parte di Con i frutti della terra a cielo aperto e l'appuntamento che si rinnova tra 7 giorni, perché lo sapete, noi saremo sempre con voi insieme di settimana in settimana senza mai saltare una puntata, anche perché l'agricoltura vive soprattutto in estate. Ancora auguri. Auguri. Sì. In collaborazione con